volte medagliata in campo giovanile nella rana la ritroviamo Anita Bottazzo. In corsia 2 anche lei ritroviamo, dopo la gara del dorso, pluricampionessa giovanile, medagliata assoluto e campionessa europea junior, Costanza Cocconcelli, azzurra 91. In corsia 3 invece fa il suo esordio a questo meeting di Halloween per l'Insport colei che è stata terza agli assoluti di vasca corta nei 50 rana, Sara Morotti. Corsia 4 per l'Insport, 4 titoli italiani assoluti in carriera, ha preso parte alle Universiadi di Napoli, doppia finale, nonché semifinalista in carriera ai campionati europei di lunga, Francesca Fangio. In corsia numero 5 ancora specialista della rana, Virtus Buon Convento, assoluti di Riccione, finale sia nei 200 che nei 100 rana, Lisa Angiolini. Corsia 6 per l'Idros, Laura Mazzotta. Corsia 7, Brigitta Boifava, De Hacker. Corsia 8, Alessia Cielo, Leosport. E allora, prima serie 100 rana femminili, Francesca Fangio, specialista dei 200 ma anche nei 100, in corta un personale di 1,6,31, è la settima di sempre in Italia. Quindi Lisa Angiolini in corsia numero 5 nuota dai 50 ai 200 rana a livello assoluto, e Sara Morotti invece più velocista con la terza posizione invernale e la quarta primaverile a Riccione. Dunque Francesca Fangio là davanti, passa in 31,89, Bottazzo 32,46, Sara Morotti 32,89 in terza posizione. Abbiamo detto ha nuotato a Napoli, alla Scandone, le Universiadi. Francesca Fangio, Insport Rane Rosse, la sua società, in netto vantaggio, quindi prenota la vittoria qui al meeting di Halloween sulla prova dei 100. Occhio al cronometro, naturalmente molto importante in questa fase di stagione. Vince Francesca Fangio sotto l'1,7, 1,6,94 a mezzo secondo dal suo primato personale, quindi davvero grande prestazione per Francesca Fangio, 1,6,94. Sara Morotti seconda, 1,9,29, Lisa Angiolini terza, 1,9.